La storia infinita della pista da bob per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ora ha una data limite. Si tratta del 30 gennaio, quando il prossimo CDA della Fondazione MICO comunicherà la sua scelta al CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Una data presa proprio in accordo con Losanna di fronte alle capriole della politica e messa nero su bianco ieri dall'Assemblea dei territori coinvolti riunitasi prima del CDA. Ma ci sono altre date ben più vicine da segnare sul calendario. Entro il 31 dicembre la Fondazione ha chiesto di ricevere ufficialmente da Simico i dossier sulle ipotesi di Cesana Torinese e di Cortina, seppur in versione light, come annunciato dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini alla cabina di regia di martedì. 6 giorni dopo, il 19, è prevista una video call del CDA della Fondazione per una prima valutazione sulle due ipotesi italiane. C'è il tentativo ai tempi supplementari di garantire le gare sul suolo patrio, ma il piano B di una sede all'estero è dietro l'angolo. Il CIO sembra esserne già convinto. A Cortina e in Veneto, invece, si spera ancora di salvare l'onore e le gare di bob, skeleton e slittino con la realizzazione dello sliding center con gli 81,4 milioni assegnati che diventano 124 con IVA e somme a disposizione. Una cifra che nessuna cordata di imprenditori ha ritenuto sufficiente. All'appello, anche per i due big in Lizza, WeBuild e Pizzarotti, mancherebbero dai 30 ai 40 milioni. Soldi su cui il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è stato categorico, non se ne parla. E allora ecco riprendere piede dal Ministero delle Infrastrutture l'idea che se non si possono aggiungere fondi sul progetto della nuova Eugenio Monti si possano sottrarre capitoli di spesa. Le ipotesi in campo riguardano i due maxi parcheggi progettati all'arrivo e alla partenza della pista cortinese del valore complessivo di circa 7 milioni. A questi si potrebbero aggiungere, nella colonna dei risparmi, i circa 4 milioni del museo diffuso sui 100 anni degli sport invernali e si arriva a 11 milioni. Qualche altro milione si potrebbe cercare di spuntarlo proprio dal Ministero dell'Economia per avvicinarsi un po' ai 20 milioni da tradurre in appeal per le ditte che avevano mostrato un qualche interesse, con il patto però di realizzare successivamente ciò che potrebbe essere espunto in questa fase, così come previsto dal progetto approvato sotto lo stringente vincolo della sovrintendenza. Un pertugio stretto per Salvini e per di più con tempi strettissimi. In pista, poi, con poche speranze, resta anche l'ipotesi Cesana, che però dovrebbe ottenere, ed è altamente improbabile, sia il via libera all'unanimità della Fondazione, sia soprattutto una serie di deroghe su compatibilità ambientale, perché l'impianto è vecchio di 20 anni e funziona da ammoniaca, quindi fuori norma, e sulla sicurezza le curve e le pendenze non sono quelle degli attuali standard. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 7 dicembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda il bob di Cortina, progetto in versione light, via parcheggi e museo diffuso. Abbiamo letto la prima parte dell'articolo di Martina Zambon oggi sul Corriere del Veneto, in cui si parla di questa nuova ipotesi formulata dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per la pista da bob, per cercare di tenere la pista da bob a Cortina. La fondazione dei Giochi Milano-Cortina 2026 fissa la data per la decisione entro gennaio 2024. Sono già in corso comunque i contatti con le sedi estere. Il progetto realizzato da Simico, Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, per lo sliding center di Cortina, in cui si dovrebbero disputare le gare olimpiche di bob, skeleton e slittino, è diviso in 3 lotti, spiega sempre Martina Zambon nel suo articolo per il Corriere del Veneto. Il primo lotto, già concluso e del valore di 2 milioni, prevedeva lo smantellamento della vecchia pista Eugenio Monti e la bonifica dell'area. Il secondo lotto è di 81,4 milioni per la realizzazione del budello, più le opere annesse come i parcheggi. Il terzo lotto, 4 milioni, include un museo diffuso. Abbiamo visto che l'ipotesi è quella appunto di stralciare alcune di queste parti dal progetto, trasformando quindi così nella cosiddetta versione light della pista
Vedremo come si concluderà questa vicenda, una storia davvero infinita quella della pista da bob per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM, braccio di ferro sulle Olimpiadi. Pista da bob, il responso a gennaio, la fondazione apre su Cortina bis. Il nuovo progetto annunciato da Salvini e Zaia sarà valutato, si propongano anche gli Stati Uniti. Il commento del sindaco di Milano Sala è che sarebbe una follia. E insomma, vedremo quale decisione verrà finalmente presa. Nel frattempo voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie che riguardano la politica regionale. In primo piano il dibattito su il femminicidio, la violenza di genere, altre dichiarazioni del consigliere regionale Valdegamberi, eletto nella lista Zaia, scatenato in questi giorni. Adesso attacca frontalmente lo stesso Zaia e il suo capogruppo Alberto Villanova. Dopo settimane di polemiche sempre più incandescenti, leggiamo sul Corriere del Veneto, dal fine vita alle accuse di satanismo ad Elena Cecchettin, sorella di Giulia, il punto di rottura è arrivato ieri con un post in cui Valdegamberi, pubblicando la locandina di una manifestazione di Non Una di Meno a Vienna, scrive: anche all'Università di Vienna gruppi di femministe lanciano l'attacco all'ideologia del patriarcato con lo slogan "Bruciamo tutto", gli stessi che hanno assaltato la sede di Provita a Roma minacciando di morte i collaboratori. Poi gli ingenui mi vengono a dire che è tutto spontaneo. Questi slogan da tempo venivano propagandati in alcuni ambienti universitari, scommetto che ci saranno anche Zaia e Villanova. Mi pare che abbiano sposato appieno l'ideologia, quindi un attacco addirittura contro Zaia e il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova. Scontro finale con la Lega, e questo è infatti il titolo sulle pagine del Corriere del Veneto. Il consigliere nella bufera per un post, insorgono le donne del Carroccio. Orrende le sue parole nel giorno delle esequie di Giulia, e ora squallido questo post, e questo dicono le donne della Lega. Il consigliere Valdegamberi risponde: no a posizioni ideologiche che demonizzano l'uomo e la figura del padre. Ma vediamo chi è questo Stefano Valdegamberi. Il Corriere del Veneto ne tratteggia il ritratto. Veronese, classe 1970, dopo il liceo classico si è laureato in economia e commercio, è sposato e ha 3 figli. Non ama sentirsi dare del putiniano, ma dice: la Crimea è come il Veneto, il Donbass è come l'Alto Adige, Mosca ha le sue ragioni. Questa è insomma la sua passione per la Russia. Parole dure anche su Geller. Valdegamberi, riferendosi a Stefano Geller, sul fine vita ha detto di conoscere molti malati terminali che non hanno tempo di andare in giro. E poi le bordate sul caso di Giulia Cecchettin. Sulle barricate fin dal primo giorno per rigettare le teorie sul patriarcato, il consigliere regionale ha accusato fra l'altro la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, di satanismo. E dello scontro interno alla Lega si parla anche sulle pagine del Gazzettino di oggi. Lo strappo in Regione Veneto, Valdegamberi siluro dalla Lega, 4 consigliere lo definiscono squallido. Eletto con Zaia, attacca il governatore e il capogruppo, sposano l'ideologia femminista, poi successivamente modifica il post. Le donne del Carroccio dicono da lui parole orrende verso l'estromissione dalle riunioni di maggioranza. L'articolo qui è di Angela Pederiva. La contesa è stata innescata dalla manifestazione a Vienna dove studia Elena Cecchettin. Valdegamberi si difende così: la mia è una critica a un pensiero, non alle persone. Insomma, queste le sue dichiarazioni. Certo, dopo aver definito Elena Cecchettin, dopo averla accusata di satanismo, sono dichiarazioni in qualche modo queste sorprendenti. Ma proseguiamo con la politica regionale. C'è ancora una volta il tema dei cambi di casacca all'interno della maggioranza di Luca Zaia. Partiamo da Boron, domani annunciato, previsto il passaggio a Forza Italia. Il consigliere regionale era stato eletto proprio nella lista Zaia, recentemente aveva annunciato la sua uscita dal gruppo e domani appunto formalizzerà il suo passaggio a Forza Italia. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM un altro articolo riferito ai movimenti dalla Lega verso Forza Italia. Qui c'è un altro esponente appunto leghista, l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Incontro Bottaccin-Tajani, l'assessore regionale in Forza Italia entro gennaio, ma c'è l'incognita deleghe.
Il leghista dice è paradossale l'apprezzamento dai forzisti e non dai vertici della Lega. E quindi, secondo questo retroscena di Laura Berlinghieri, a gennaio, a manovra di bilancio approvata, a pausa natalizia conclusa, i tempi dovrebbero essere maturi per il terremoto nella Lega Veneta. Gennaio, quindi, il mese che Giampaolo Bottaccina, assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente, ha scelto per concretizzare una delle decisioni più importanti della sua vita politica, il passaggio dalla Lega a Forza Italia. E non solo Bottaccina, nella giunta di Luca Zaia anche Federico Caner starebbe guardando verso Forza Italia, vorrebbe aspettare le europee per passare dall'altra parte. Nel frattempo, comunque, domani il passaggio invece del consigliere regionale Fabrizio Boron agli azzurri di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto. Questo per quanto riguarda i movimenti nel centrodestra, nella maggioranza di Luca Zaia, che comincia da un lato a sgretolarsi, perdere pezzi come ad esempio lo stesso Valdegameri, che potrebbe uscire proprio dalla maggioranza, e anche comunque questa maggioranza cambia aspetto, cambia colori al suo interno, movimenti tra Lega e Forza Italia soprattutto, ma anche in queste elezioni europee inevitabilmente movimenti in uscita verso l'Europa di esponenti ad esempio anche di Fratelli d'Italia. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima sul salario minimo, stop al salario minimo legale, il governo penalizza così oltre 300 veneti. Lo dice la segretaria regionale della CGIL del Veneto, Tiziana Basso. L'approvazione del salario minimo è urgente e non rinviabile, soprattutto per gli effetti nefasti che l'inflazione sta determinando sui bilanci delle famiglie. Se guardiamo ai dati forniti dall'INPS, in Veneto abbiamo oltre 300.000 lavoratrici e lavoratori che hanno un contratto a tempo pieno sotto i 9 euro lordi l'ora. Non garantire un salario minimo significa precludere a queste persone il miglioramento delle condizioni economiche e di vita, che sono ai limiti della sussistenza. Lo stop, quindi, al salario minimo significa penalizzare appunto queste persone, oltre 300.000 in Veneto, questi lavoratori, queste lavoratrici. L'ultima notizia di oggi arriva invece da Verona, la troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto in un articolo di Laura Tedesco, fatture false e IVA evasa, indagato Maurizio Setti, patron dell'Hellas Verona. Il presidente si difende, sono estraneo alle accuse, ma vediamo la vicenda. Maurizio Setti, patron dell'Hellas, è indagato dalla finanza nell'ambito di un'inchiesta su una ditta cartiera con sede nel Modenese. Unica attività della ditta, secondo gli inquirenti, era emettere fatture false. Setti si dice moralmente sereno e del tutto estraneo alle accuse. Si tratta di una vicenda di modesta entità, un presunto illecito di 50.000 euro. La notizia appunto sulle pagine del Corriere del Veneto. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.